Carissimi amici del canale YouTube Napoli è sempre bella 2, un abbraccio da sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani del mondo e naturalmente a tutti gli iscritti al canale. Cari amici, in questo video voglio e devo parlarvi di una notizia che non è una notizia di questo giorno, ma di qualche giorno fa, che a me era sfuggita. Però girando in rete mi è balzata davanti agli occhi e ho sentito nel cuore il desiderio di condividere con voi il mio pensiero su questo argomento, informarvi per quei pochi che questa notizia non la conoscono e soprattutto per sensibilizzare chi deve essere sensibilizzato affinché questo squallore finisca di esistere, ma abbiamo poche speranze. Ma io ci provo a dire la mia e a informarvi. Sapete tutti che qualche giorno fa c'è stata la partita di Champions League tra la Juventus e l'Ajax, terminata 1-1, ma non è di quello che voglio parlarvi perché l'ho già fatto in un altro video. Ma voglio parlarvi di quello che è accaduto durante e dopo. E allora sicuramente saprete tutti che in quella partita sono stati arrestati 120 tifosi juventini, di cui alcuni sono stati feriti, e insomma è successo un mezzo casotto, perché questi tifosi sono andati a vedere Ajax Juventus portandosi dietro come si dovrebbe, sciarpe, bandiere, coriandoli, eccetera, eccetera, ma bastoni, spranghe, catene, eccetera, eccetera. E quindi hanno fatto un casino e sono stati arrestati. E ben gli sta, ma non perché erano juventini, naturalmente, se erano napoletani o erano milanisti era la stessa cosa. Chi va allo stadio per usare violenza o per fare del male a qualcuno, prima di tutto non ci dovrebbe mai entrare. Se poi ci riesce a farlo, ben venga quando vengono arrestati e sbattuti in galera. A parte questo. E allora, dopo l'arresto di questi tifosi juventini, che cosa è successo? È successo che hanno dato, naturalmente, anche se in forma molto striminzita, quasi in silenzio, hanno dato notizia a Sky Sport, tramite la conduttrice, non so come definirla, conduttrice, showgirl, eccetera, eccetera, Ilaria D'Amico. La signora Ilaria D'Amico, nel dare questa notizia, ha pensato bene di metterci dentro i tifosi napoletani, o meglio, i napoletani in genere. Cioè, praticamente, per dare una notizia sui tifosi della Juve violenti che sono stati arrestati, per far capire quello che è accaduto, si è preso per esempio, che non c'entravano niente, i napoletani, affermando, parole della signora D'Amico, dice: è successo un po' come questi tifosi della Juve sono andati a vedere Ajax Juventus con un approccio un po' partenopeo, con il triccaballacche, eccetera, eccetera, e sottointeso poi la violenza. Allora, innanzitutto, prima di tutto, quello che mi fa più incazzare, mi dovete credere, per esempio, vedete, io non sono nessuno, sono uno sconosciuto, il mio canale è piccolissimo, dovrete essere voi col tempo a decidere se deve crescere o meno, con le vostre iscrizioni, i vostri like e i vostri suggerimenti agli amici, ma in questo momento la realtà è che io non sono nessuno, sconosciuto, e forse lo resterò a vita, ma non me ne faccio per questo un problema. E il mio canale può darsi che resti sempre piccolo, ma malgrado questo, mi dovete credere, quando io mi siedo qui davanti alla telecamera per registrare i miei video, io mi rendo conto che sto parlando a tante persone, potenzialmente, che poi siano 300, 400, 10.000, non si sa, ma potenzialmente io sono sicuro che sto parlando a determinate persone, che se anche fossero una sola, io di quella persona devo avere rispetto,
di quello che dico, anche dicendo liberamente il mio pensiero, ma dire il proprio pensiero non è peccato, è libertà. Ma se io dico il mio pensiero e offendo un popolo, una razza, un ideale, una religione, non è giusto. Non è giusto se lo faccio qui in un piccolo canale e se lo faccio io che sono uno sconosciuto. Ma figuriamoci quando a farlo sono persone che non potenzialmente, ma in dati di fatto sono ascoltati da milioni e milioni di persone, perché una partita come Ajax-Juventus su Sky avrà fatto milioni e milioni di ascoltatori in quel momento, e la signora Ilaria D'Amico ha offeso gratuitamente. Gratuitamente vuol dire che non c'entravano proprio niente i tifosi, i napoletani. Che poi la cosa peggiore è quella che quando si vuole andare contro il Napoli Calcio non si parla del Napoli Calcio, ma di Napoli città, dei napoletani. Mi faccio capire. Nel mio canale ci sono tanti juventini signori, persone per bene, persone molto civili, ma ci sono anche gli imbecilli, e ci sono dappertutto, come anche i napoletani, la stessa cosa, milanisti, romanisti, persone incivili, becere, eccetera, eccetera. Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Allora, cosa succede? Se facciamo per ipotesi un interista, un napoletano dice all'interista che l'Inter fa schifo, detto così volgarmente parlando. L'interista non è che di controbatte, per esempio, io dico l'interista per dire qualsiasi tifoso, non è che ce l'ho con l'interista. Allora l'interista o qualsiasi altro non è che risponde al napoletano e dice no, il Napoli è una squadra che non ha buoni giochi. No. Rispondono con la città. E allora alla parola l'Inter non è una bella squadra, il tifoso in genere risponde Napoli, c'avete il colera, c'avete la monnezza, c'avete la camorra, il Vesuvio deve scoppiare. Ecco, questa è la prima cosa che mi fa incazzare è questa. Perché se uno vi dice la Juve non è una bella squadra, per non esagerare dico così, rispondete, beh, la Juve sicuramente è più forte del Napoli, dove vuoi mettere questo Napoli con la Juve? Ci sta tutto, no? Ma se io dico che la Roma non è una bella squadra e il romanista mi risponde, ma voi a Napoli avete la colera, la moneta, che cacchio c'entra la città? Che cacchio c'entra la città? E questa abitudine, se ce l'hanno i tifosi è becera e da deficienti, va bene. Ma quando lo fanno i personaggi pubblici attraverso una televisione, questo è preoccupante. Questo, secondo me, e non voglio esagerare, sono sicuro di non esagerare, questo è un problema sociale. Questo si chiama, in poche parole, anzi 3 parole, si chiama odio. Odio. E allora queste persone che seminano odio attraverso un fatto brutto, bruttissimo, dovrebbero essere immediatamente cancellate, annullate dal servizio pubblico o addirittura, come nel caso di Sky, a pagamento. Io poi mi dovrei abbonare, dovrei pagare Sky per sentire la conduttrice che dà una notizia di tifosi della Juve che sono andati con catene e sprango di ferro a vedere la partita, invece di condannare quei tifosi e dire non si fa così, siete dei pezzi di puntini, eccetera, eccetera, se la prende per esempio i napoletani che stanno a casa loro e non c'entrano niente. È assolutamente incomprensibile. Io capisco che la signora D'Amico è amica, compagna, amante, chi se ne frega, di Gigi Buffon e quindi ha una simpatia per la Juve. Non è quello il male, perché ognuno tifa per la squadra che vuole.
Ma se io so che i tifosi del Napoli sono andati a vedere la partita e vengono arrestati 120 tifosi perché si erano presentati con le catene, io vengo qui da persona seria e per bene, li vengo a condannare. Non faccio l'esempio con i juventini che non c'entrano una mazza. Capite qual è il discorso? Io condanno quei napoletani che hanno fatto quello, punto e basta. Non è che posso dire, nemmeno qui nei miei video. I napoletani sono andati lì, si sono presentati, hanno fatto come fanno i juventini. Che cacchio c'entrano i juventini? Come in questo caso, che cacchio... Allora, non è la prima volta. Poi arriva il signor... Che personaggio, roba proprio da galera, ragazzi, roba da galera. Il signor Giuseppe Cruciani, non lo conoscete? Non vi perdete niente. Arriva lui e dice, sì, ci metti il resto vicino, a parte che lui è un seminatore di odio che andrebbe arrestato immediatamente, a parte questo, ma... La signora D'Amico fa delle affermazioni del genere, arriva il difensore di ufficio, e chi? Un altro seminatore di odio, Giuseppe Cruciani, che dice, ha ragione la D'Amico, perché i napoletani adesso vogliono tutti annullare l'abbonamento a Sky, e che gli frega loro, tanto loro usano il pezzotto. Noi a Napoli usiamo il pezzotto, è vero, lo usate in tutta Italia il pezzotto. Il pezzotto sono percentuali statistiche confermate, statistiche no che invento io. Il pezzotto Sky, il più usato, il più diffuso, come gli omicidi e la criminalità, è in Lombardia. Non è che io voglio fare discriminazione nord-sud, no, parlo di dati statistici, egregio, si fa per dire, signor Cruciani. 1. 2. Ma che cacchio c'entra il pezzotto con i tifosi della Juve che sono andati a vedere l'Ajax con catene e mazze? Li vogliamo giustificare? Perché? Perché non avete il coraggio di dirlo che quei tifosi della Juve andavano condannati. Perché? Perché siete, come dire, schiavi del potere che vi gestisce, giornalisti, speaker radiofonici, perché cercate attraverso l'infamia a Napoli di fare udienza e popolarità, ma questa è una popolarità, perdonatemi l'espressione, non la uso quasi mai, ma questa volta sì, questa è una popolarità di merda. Voi siete dei seminatori di odio. I tifosi della Juve che sono andati a fare quello durante la partita Ajax-Juventus devono essere condannati, sbattuti in galera, come quando lo fanno i tifosi del Napoli, della Roma, del Milan e dell'Inter, perché questo modo non si va a vedere una partita di calcio. Una partita di calcio si deve andare a vedere con la moglie e i figli, per stare insieme, per trascorrere qualche ora serenamente in famiglia attraverso uno sport che dovrebbe essere di legalità. Seminatori di odio, signora D'Amico, io capisco che lei è juventina, ma perché ce l'ha con i napoletani? Perché gli dà il diritto di fare delle affermazioni del genere? Io sono napoletano, non sono juventino, ma non mi permetto di dire delle cose sui juventini che non c'entrano una mazza, perché non voglio, non devo seminare odio, perché già ce n'è troppo in questo pallone, che non è più pallone, ma è guerra. Voi state facendo nascere un problema sociale tra Napoli e il resto d'Italia. Siete dei persecutori di noi napoletani. Siete, come dire, state cercando solo di fare proseliti imbecilli che la pensano come voi e ogni giorno si mettono contro i napoletani o divulgano notizie false, cose false, pur di mettere la guerra tra
compatrioti italiani, napoletani, siciliani, lombardi, triestini. Dovreste essere annullati. Signora D'Amico, io ho rispetto perché lei è una donna, come ho rispetto per il signor Cruciani come persona, ma nel vostro lavoro voi dovreste andare a fare qualche altra cosa, con tutto il rispetto di chi fa un lavoro faticoso, cioè quello di coltivare le patate o i broccoli. Voi dovreste zappare la terra, non lo potete nemmeno fare, perché non ne siete all'altezza, non ne siete capaci, perché anche per fare la terra bisogna avere gli attributi, le forze, la volontà e tante altre cose. Voi siete nati soltanto per cacciare stronzate dalla bocca, oppure siete pagati da un gioco più grande di voi. Il signor Cruciani è uno che attraverso la sua radio si è fatto conoscere infancando Napoli. Ha detto un giorno, vi ho sentito io, qui su YouTube ci sono i video dappertutto, ha detto i napoletani dovrebbero essere tutti messi nei forni crematori. Ma è mai possibile che in questa Italia un personaggio pubblico è libero di dire una cosa del genere? Io sono libero, posso dire quello che voglio, ma la mia libertà, anche facendo un semplice video qui su YouTube o Facebook, la mia libertà finisce quando voi dall'altra parte mi state ascoltando. Finisce nel senso, la mia libertà, che devo rendermi conto di quello che dico. Non devo infamare, offendere o seminare un sentimento negativissimo come l'odio, perché è l'odio che ha portato sempre alle guerre, agli omicidi, alle stragi e agli stermini. L'odio. E voi quelli siete. Signora D'Amico, che lei sia juventina, il massimo rispetto. Ci sono tanti juventini per bene, ma lei non lo è. Il signor Buffon, il suo compagno, ma che cacchio gli dice? Che consigli gli dà? Ma che cosa gli ha imparato? Niente. Dopo 30 anni di calcio, Buffon, ma non gli ha fatto una telefonata a dire: ma che cacchio dici? Che cacchio c'entrano i napoletani? Che poi, tra parentesi, il Napoli, i tifosi del Napoli, non è che adesso li voglio confrontare con quelli della Juve, perché ci sono tanti tifosi della Juve che sono andati a vedere la partita Ajax-Juventus con le famiglie, persone per bene. Gli imbecilli è un piccolo numero, in questo caso 120, che però vanno condannati, a prescindere che siano juventini. Ma voglio segnalare che i tifosi del Napoli in Champions League sono andati a Parigi quando il Napoli ha giocato contro il Paris Saint-Germain, e i tifosi del Paris Saint-Germain hanno fatto uno striscione di fratellanza ai napoletani, e i tifosi napoletani e quelli del Paris Saint-Germain sono stati insieme a bere, a mangiare. Lo stesso è successo ieri durante la sconfitta del Napoli lì in Inghilterra contro l'Arsenal. C'erano 3.000 napoletani. E che cosa è successo? Che i napoletani e i tifosi dell'Arsenal erano insieme nello stesso settore, ognuno con la propria sciarpa che incitava la propria squadra, e hanno consumato un panino insieme, una birra insieme. Questi sono i napoletani. Poi ci sono anche gli imbecilli, quelli che buttano il piscio sui tifosi che stanno giù, oppure quelli che buttano il motorino dallo stadio e che fanno tutte queste schifezze. Insomma, alla fine quello che io voglio dire: ma com'è possibile? Io adesso la mia domanda che mi faccio, naturalmente a me mi brucia il sederino perché il mio sangue è partenopeo, e mi brucia perché è stata toccata la mia città, la mia mamma, Napoli, va bene, ma questa cosa dovrebbe indignare chiunque.
qualsiasi persona per bene, che abbia un po' di onestà intellettuale nel dire: ma come si permette questa? Attraverso un servizio pubblico, anzi a pagamento, di mettere in un argomento così brutto come è la violenza negli stati, paragonarla al folklore dei napoletani, tanto per offenderli o tirarli in mezzo quando non c'entrano niente. Si dovrebbero indignare tutte le persone civili, perché se non succede questo e la gente non si sensibilizza a queste cose, andrà sempre peggio il calcio, ma soprattutto la vita sociale di tutti i giorni. La gente già non può più uscire di casa. Non può uscire di casa per mangiare un gelato, perché le strade sono piene di gente sconosciuta, senza documenti, che non si sa da quale nazioni vengono e che nella vita come caccio vivono o fanno a sopravvivere. Delinquono, ammazzano, spacciano, fanno, ognuno fa quello che gli pare e quindi la gente già ha paura di uscire di casa. Ma che vi aspettate? Che un napoletano deve avere paura di andare a Milano perché se scoprono sui documenti che è napoletano lo linciano, o viceversa, che un milanese deve aver paura di venire a Napoli perché poi a Napoli, seminando l'odio, parlando sempre contro i napoletani, arriva uno da fuori e: ma dove dobbiamo andare a finire? Ma dove volete che andiamo a finire? E vi pagano pure per dire questo, per fare questo, e vi dovrei pagare anche io, abbonandomi a Sky, per essere insultato. Io vorrei vedere una partita di pallone, il commento di un giornalista per bene, come li abbiamo visti noi negli anni 60 e 70. Giornalisti con i cosiddetti, che quando aprivano la bocca, chi meritava i complimenti avevano i complimenti, chi le critiche avevano le critiche, ma non si è mai nessuno permesso di offendere un popolo di qualsiasi razza, ma soprattutto i napoletani. I napoletani a quei tempi, quei giornalisti, li hanno esaltati perché i tifosi del Napoli, gli fu aggiudicata ai tifosi del Napoli la Coppa Disciplina come il pubblico più disciplinato d'Europa. Non vi ricordate? È la verità. Lo stesso pubblico deve essere tirato in ballo per una cosa del genere, come esempio. Signora D'Amico, con tutto il rispetto, ripeto, per lei, perché alla fine è sempre una donna, non mi permetto né di insultarla e né di usare cattive parolacce, ma mi auguro con tutto il cuore che tra i dirigenti di Sky ci sia qualche persona onesta, intellettualmente onesta, sopra le parti e non sottomessa ai doveri e al volere del padrone. Mi auguro che questo dirigente la sbatti fuori al più presto possibile e che il signor Cruciani venga denunciato da qualche napoletano che se lo può permettere, che gli faccia causa e che soprattutto paghi per quello che ogni giorno dice contro Napoli e i napoletani. Vi giuro che se io avrei avuto le possibilità economiche per poter far cause a queste persone, io di queste cause ne farei uno al giorno, ma no per salvaguardare Napoli e i napoletani. Non solo quello, anche quello, ma non solo, ma soprattutto per mandare a casa questi seminatori di odio. In questo mondo c'è bisogno di pace, di solidarietà, di gesti d'amore. Nel mondo del calcio, come nel mondo della vita sociale, c'è bisogno di pace, di amore, di sensibilità.
Voi, signora D'Amico, signor Cruciani e Sky, non ne avete nemmeno un po'. E se i napoletani domani decideranno di annullare tutti gli abbonamenti a Sky, ve lo sarete proprio molto ma molto meritati. Cari amici, con questo è tutto per questo video. Se siete d'accordo con me lasciate un like al video, condividetelo pure. Se non siete iscritti al canale vi fa piacere, iscrivetevi, tanto che vi costa. Noi ci rivediamo al prossimo argomento, ci risentiamo con il prossimo video. Un abbraccio a tutti e come sempre vi dico, al di là del risultato, sempre e solo Forza Napoli!